meno 3 gradi fuori in questo momento. Ma oggi ho una missione importante: portarti a visitare l'esterno delle mura della città di Palmanova. No, non è vero niente, in realtà avevo voglia di farmi un giretto in bici e poi la giro dicendo che lo faccio apposta. Il retro dell'area camper, guarda dove è l'area camper, ottimo, vedi, se devi far sporcare il cane o fargli fare una corsetta. Questa è appena stata eletta una delle mie aree camper preferite, Ronfanco. Allora ti porto a fare il giretto delle mura, così devi andare dentro. Oh, eccola, e via. Breakfast where the news is read, television, children fed, unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head, and it's all over for the unknown soldier. It's all over for the unknown soldier. Make a grave for the unknown soldier, nestled in your hollow shoulder. The unknown soldier. Breakfast where the news is read, television, children fed. Bullet strikes the helmet's head. It's all over. The war is over. It's all over. War is Dai Dio caro, cosa va a passare, E che avete i coglioni? Che avete i passe? Dai, Cioè, non so che me quello di guarda. Dio caro, buondì. Ieri abbiai stamattina. Ah sì? Sì, è susteghe. Buongiorno ragazzo, oggi ti voglio portare a fare il giro delle mura di Palmanova, che è una famosa città militare fortificata del Friuli Venezia Giulia, la quale è famosa anche, se non soprattutto, per la sua forma di stella. Se tu la guardi dalle mappe, da Google Maps, metti sia la vista satellitare ma anche quella normale stradale, noterai subito questa forma stranissima. Aspetta, perché mi pare essere uno di quei che fa i soliti documentari dei posti. No, il gioco che volevo farti fare io invece
è che ora io farò partire la canzone generale di Francesco De Gregori e tu dovrai immaginare una sorta di proiezione onirica di sogno, tu, ok, che sei il soldato che torna dalla guerra e contemporaneamente tu che sei il Magnaschei che ha mandato il soldato a fare la guerra. Poi continuerai, se vuoi, il giochetto proiettandoti negli occhi del soldato che sta dall'altra parte della trincea e del Magnaschei che sta dall'altra parte, nell'altro stato. E questo sarà un gioco molto molto interessante. Generale, dietro la collina ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Generale, dietro la stazione lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Generale, queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro al rumore di questo treno che è mezzo vuoto e mezzo pieno e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.